Aveva vinto con gioco online la bellezza di 255.000 euro, ma nonostante questo ha percepito indebitamente 18.500 euro di reddito di cittadinanza. È solo uno dei 70 casi scoperti dagli uomini della Guardia di Finanza di percezione indebita della misura di sostegno. Tra le altre violazioni maggiormente riscontrate c'è quella della mancanza del requisito di residenza, ma anche dichiarazioni false su redditi e in alcuni casi correlati anche a vincite conseguiti con il gioco online. L'omessa comunicazione di vincite su conti da gioco, per esempio derivanti da attività di scommesse, piuttosto che partecipazione a tornei di poker, che di fatto avrebbero fatto venir meno le condizioni legittimanti per la continuazione della corresponsione del beneficio. L'operazione è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dell'INPS e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica ed i risultati non sono mancati. Tutte queste posizioni, 70, sono state prontamente segnalate all'INPS per l'interruzione della fruizione del contributo e ovviamente per l'avvio delle relative pratiche finalizzate al recupero dei 440.000 euro sin qui indebitamente percepiti. Somma che quindi dovrà essere restituita. Tutti i soggetti coinvolti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e incorrono in pene che vanno da 1 a 3 anni di reclusione.